Ha preso il via sabato 17 aprile il ciclo di incontri dedicati alle aziende del trasporto cose e persone. L'iniziativa, realizzata grazie al protocollo sottoscritto tra Polizia di Stato, Polizia Stradale e Confartigianato Trasporti del Veneto per la sicurezza stradale, accordo rinnovato per il 10° anno, è indice del costante impegno della categoria per la sicurezza e va a completamento di un quadro costruito negli anni anche attraverso l'ente bilaterale dell'Artigianato Veneto, commenta Igor Sartori, presidente della categoria trasporto merci di Confartigianato Vicenza. La sicurezza negli ambienti di lavoro va perseguita con la massima efficacia, anche curando le relazioni con i soggetti istituzionali, e in questo senso il rapporto con la Polstrada del Veneto apre orizzonti nuovi di impegno e collaborazione. Sentiamo Igor Sartori, presidente categoria trasporto merci Confartigianato Vicenza. Noi come categoria Confartigianato Imprese Veneto Trasporti abbiamo affrontato sabato scorso 17 aprile un argomento sulla sicurezza stradale a noi molto cara per le nostre aziende, per i nostri dipendenti, e con la collaborazione di un partner molto importante, ormai decennale, la Polizia Stradale Veneto. Sono stati toccati temi dei cambiamenti sul testo unico del 561, sui tempi di riposo, tempi di guida e le varie situazioni che sono importanti per i nostri dipendenti, le nostre aziende, e che ci aiutano a lavorare in sicurezza. Il prossimo appuntamento sarà l'8 maggio. Il tema affrontato CQC, patenti e revisioni. Vi aspettiamo voi e i vostri dipendenti online.